Abbiamo detto che gli sposi di questa edizione numero 42 sono stati Di Bono con Sa Danza, accompagnati da un grande al quale dedicherei un bel applauso, Mondo Vercellino, sempre sorridente, ci accompagna in tutte le feste della Sardegna. Quindi con Sa Danza vi lascio al gruppo folk San Michele Arcangelo di Bono.
Folk di Burgos in Sadanza Burghesa.
amici di Burgos che ci hanno regalato un momento di grande allegria ma anche di grande bravura. Io vi voglio consegnare questo nostro omaggio dei fratelli Cabido, ma so che avete qualcosa per noi, o sbaglio? Certo, se Gianni Medda è presente, volevo consegnare da parte del gruppo, per quanto riguarda la nostra amicizia che ci stringe con lui da parecchi anni, insomma, e per augurare un augurio a questa sua nuova trasmissione che a noi sinceramente piace tantissimo. E ancora con un ballo del gruppo folk San Michele Arcangelo di Bono, patrono del paese, nonché poi San Michele Arcangelo è una tra le chiese medievali del Goceano, sicuramente tra le più maestose, tra le più belle, quindi andate a visitarla con un gruppo, oltretutto non l'ho detto all'inizio, giovane perché è nato nel 1994, ma più che altro costituito da componenti che sono giovanissimi. Hanno addirittura un mini gruppo folk che credo sia formato da ragazzini che hanno dai 7 anni ai 13 anni, quindi insomma a Bono alle tradizioni ci si tiene e si portano avanti con serietà e con impegno. Li vediamo subito in Suballù Currende, giusto? Accompagnati da Mondo Vercellino, gruppo folk San Michele Arcangelo di Bono.
Thank you.